Duilio, Ines, ormai sono molti mesi che siete in terapia qui da me. sì. Io vi chiedo, avete visto dei cambiamenti? Sì. Bravo. Sul conto corrente. In che senso? Diciamo che Dario Argento lo definirebbe profondo rosso. Sempre il solito esagerato. No, dottor, i signor cambiamenti Duilio. ci sono stati. Io posso dire che grazie alla terapia ho scoperto l'amore. Oh, finalmente, vede che porta dei risultati questa terapia. Bene, bene. Il problema, dottore, è Sì. che mi sono innamorata di un altro uomo. Come? No. Come? No. Non era questo l'obiettivo No, della terapia. fermo, cos'è no. sta storia qua, scusa? Insomma, ho trovato l'uomo perfetto, Duilio. Chi? Lui. Lui chi? Ci siamo conosciuti al parco quest'altro giorno, ero là in una panchina, lui stava leggendo un libro di poesie. Poesie. Una persona molto culturata, proprio un culturato che tra l'altro non vive neanche solo qua, vive tra Veneto e Parigi perché è un imprenditore della green economy. Mi ha invitata a bere un caffè e io ho accettato e così è scoccata la scintilla. E cosa cade di diverso da me? Cosa cade diverso da me? Tutto cade diverso da te. Cosa hai avuto avere te come compagno? Questo ti non ti neanche Baudelaire, non ti che mai letto una poesia in vita tua. Queste galette tutte poesie Carlucci, Leopardi, che ha letto Herman Hesse, che ha letto tutte di Herman Hesse, Herman T, Herman U, Herman Z, Herman tutti i galetti, Herman. E io vivo tra Parigi e il Veneto, te vivi tra il divano e il cesso, te vivi, cosa hai avuto fare? 4 lingue, sei utili, tanto 76, lieto, 76, e a green economy, io che in mente perché avanti, l'unico green che ti hai in mente è il green ton. Mi scusi, signora Ines, ma lei con questo sta dicendo che tra lei e suo marito Duilio è finita? No, mi sono stufata anche di quest'altro cosa ho avuto, no. Mi sono resa conto che era un amore passeggero, ma questo passeggero non aveva il biglietto. Ah, che bellezza! Ma allora lei è diventata anche una poetessa, ma complimenti! Grazie. Cosa dice, signor Duilio? Non lo so, ma è come la mettiamo con un uomo che si era illuso e tu hai deluso le sue aspettative. Esso catarà rifugio nella poesia. Ora che parlavo di me? Copate!